È uno sciopero importante, è una voce forte contro il governo che vede uniti i medici a difesa non di una lobby, non di una casta, non di interessi di categoria, ma è uno sciopero fatto per i cittadini, per tutti noi che purtroppo per questo tipo di politica vedono profilarsi una drastica riduzione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto Lorenzin di prossima pubblicazione taglierà di fatto 202 prestazioni facendoli uscire dai LEA e costringendo quindi i cittadini a pagarli. Contestiamo anche tutta la grossa problematica riguardo al discorso dell'appropriatezza, che è l'appropriatezza prescrittiva, che vede proprio Catania nello specifico in prima linea. Ricordiamo che è proprio tutta la vertenza è scoppiata nel 2015 per il problema osteoporosi, quella vicenda che sconfina tra il tragicomico e il vergognoso, in cui circa 1000 medici di famiglia della provincia di Catania sono stati accusati di inappropriatezza prescrittiva. Viene sospesa tutta l'attività rutinaria, quindi le attività ambulatoriali, tutte quelle programmate, vengono ovviamente garantite le emergenze e le urgenze, e quindi il cittadino che avesse problemi di tipo acuto, di tipo importante, sarà sicuramente trattato e gli sarà garantita la giusta assistenza.